Miglio di categoria BC sono in 8 al via per il tiro di Ultras Griff. Questo è lo schieramento: 1 Nose Gear, 2 Una Bella Gar, 3 Star Griff Italia, 4 Voyager Griff, 5 Simon Barboy, 6 Panfollia seconda linea, 7 Twilight Lux, 8 1 del Duomo. Favori per Voyager Griff, numero 4 Roberto Vecchione, macchina che accelera, partiti con la velocità iniziale di Star Griff Italia, ma c'è anche Panfollia che parte molto forte. Star Griff però ribatte, si oppone a Panfollia che dovrà cercare di trovare posizione in corda, ma c'è una bella gara che serra sotto, quindi Panfollia costretto all'esterno e Star Griff Italia se la fa in testa con in terza posizione Nose Gear, mentre a largo c'è Voyager Griff che segue direttamente le mosse di Panfollia. 14,2 i primi 200 di gara per l'allievo di Alessandro Raspante, guidata da Marco Stefani, che completa il quarto in 29,4. All'esterno ora avanza invece scoperto Voyager Griff, che ha superato Panfollia. Quando siamo a metà della seconda piegata cerca di avvicinare Star Griff Italia, che intanto completa i 600 in 44,5 con decelerazione in curva. Voyager Griff a lato di Una Bella Gar, mentre Nose Gear precede all'esterno Panfollia, un'altra famiglia in coda formata da Simon Barboy e uno del Duomo. 58,7 con 14,2 davanti alle tribune il completamento degli 800, e ora Voyager Griff cerca di avvicinare Star Griff, alla corda rimane Una Bella Gar e altri più discosti, chilometro in 1,13 netto. 500 alla conclusione con Star Griff Italia che cerca di opporsi a Voyager Griff che insiste al paletto dei 400 metri conclusivi. 14,3 di parziale, anche Una Bella Gar progredisce, poi c'è Panfollia. È passato intanto in vantaggio Voyager Griff, che dovrà vedersela con Una Bella Gar che a sua volta scavalca Star Griff Italia, retta d'arrivo. Voyager Griff in vantaggio, ci prova comunque Una Bella Gar. Voyager in vantaggio, Una Bella che ci prova, ma Voyager nel finale controlla e vince nei confronti di Una Bella Gara. Al terzo rimane Star Griff Italia precedendo Panfollia. 1,12,3 il ragguaglio conclusivo con ancora 29 a chiudere, e il successo per Voyager Griff e Roberto Vecchione. Holger Ellertal Training, percorso interamente scoperto per il figlio di Varenne, e nel finale vedete Voyager Griff che si limita a controllare Una Bella Gar che finisce comunque bene al secondo posto. Al terzo ancora Star Griff Italia che ha retto fino ai 300 finali praticamente contro Voyager Griff, poi ha mantenuto comunque il terzo posto contro una generosa Panfollia.